Onorevole Pullara, parte il progetto politico Prima l'Italia. In cosa consiste e quali sono gli obiettivi che lei si prefigge insieme alla sua parte politica? Sì, devo dire che il Consiglio federale della Lega a Roma ha accolto quello che noi siciliani che abbiamo aderito al partito chiedevamo da tempo, cioè a dire la possibilità di aprire il partito al civismo e ai moderati. Questo ci consentirà di presentarci nella regione siciliana alle prossime elezioni con il simbolo Prima l'Italia, che secondo me equivale a dire prima la Sicilia. Abbiamo lavorato in questi mesi alacremente, siamo stati ascoltati. Questa è la dimostrazione che pur in un partito che era nato di origine nordiste, poi, come dire, piano piano ha svestito questi panni nordici. Oggi la voce dei siciliani e della Sicilia è una voce forte ed ascoltata. Il futuro del centrodestra quale sarà in vista delle prossime elezioni, considerando che prima ci saranno le comunali? Ma io spero che il centrodestra ritrovi le ragioni dello stare insieme. Non c'è uno spirito oggi che consente a tutti di fare un passo indietro. Devo dire che c'è troppo io e poco noi. Secondo me dovremmo capire che questo balletto e teatrino, tra l'altro in un momento mondiale particolare dopo la pandemia, ai cittadini non piace e stanca. Onorevole, stiamo assistendo a un'escalation incredibile dovuta a questa guerra tra la Russia e l'Ucraina dei prezzi. Le materie prime sono aumentate e aumentano giorno dopo giorno. In questo senso, con la prossima finanziaria la Regione potrà fare qualcosa di fattivo e concreto per aiutare non solo le imprese ma anche le famiglie? Guardi, le dico innanzitutto una cosa. La mia sensazione è che l'impennata dei prezzi è avvenuta dall'oggi al domani, sia stata una speculazione bella e buona. Spero che questo chi ha il controllo del mercato e dei prezzi agisca. Di contro, se dovesse continuare così, contiamo nella prossima finanziaria rispetto alle previsioni del governo nazionale di fare certamente la nostra parte.